lo sport è fondamentale a tutti i livelli, per tutte le età e soprattutto nell'inclusione per anche ragazzi che non sempre sono fortunati come noi. È un modo un po' di sfogarsi, è un modo di fare nuove amicizie. Io ho molte amiche conosciute grazie a questo sport, appunto giochi per tutta Italia e quindi farai parte di un mondo tutto nuovo. Bambini, genitori, nonni, in tantissimi sono accorsi all'ippodromo Sant'Artemio per la manifestazione Sport senza barriere. Dal karate al calcio, dal softball alla danza, un momento per stare insieme, per provare discipline diverse con un unico obiettivo: abbattere ogni barriera, soprattutto mentale. Creano e danno benessere ai nostri ragazzi che vivono il loro quotidiano, ma hanno anche bisogno di questi momenti di condivisione e inclusione nella loro vita. Bisognerebbe farne di più queste dimostrazioni per portare i giovani via dalle strade, perché in queste domeniche dove c'è lo sport, c'è come si può dire, la felicità di giocare. Tantissime le associazioni che grazie a Mirella Tuzzato si sono riunite sul prato dell'ippodromo per condividere la giornata e far conoscere il proprio impegno a favore della comunità. È importante a livello di prevenzione far conoscere il fenomeno e soprattutto prevenire anche quelle situazioni di disagio che poi portano anche alla scomparsa. Lo sport sicuramente è un ottimo strumento di inclusione, soprattutto per i giovani. E sono qui a diffondere la cultura dell'inclusione attraverso le attività sportive, tutte le attività sportive, perché non esiste un atleta di Serie A e un atleta di Serie B. Siamo qui tutti per far vedere quali sono le nostre attività. Associazioni che permettono di tagliare traguardi altrimenti irraggiungibili. Senza il contributo delle associazioni tante attività non sarebbero possibili. Il volontariato è una ricchezza preziosissima per il nostro territorio e noi siamo orgogliosi di tutta questa rete che si sta costruendo. Alla fine, da parte di tutti, un grazie a chi ha reso possibile questa giornata. Grazie Mirella per quello che fai, per questa manifestazione, ma grazie e qui per interpretare il pensiero di tutti. Grazie a nome delle associazioni che tu sostieni così con il tuo grande lavoro. Grazie a tutti voi e aiutate tutte le fragilità. Mettete tutti la goccia nell'oceano che ce la faremo. Dai, partiamo. Allora Lisa, siamo riusciti a farla salire su questo meraviglioso cavallo, questo pony fantastico. Cosa ti sembra Lisa? È bello? Certo. Hai ancora paura? No. Oh, brava Lisa! Brava Lisa, guarda Lisa, da baci a tutti Lisa, anche alla mamma, sì Lisa, anche alla mamma. Lisa è felice, vedete, bisogna provare, ecco, loro hanno bisogno di essere accompagnati a una famiglia meravigliosa, dei genitori splendidi, però la Lisa vuole la Mirella vicino, allora con la Mirella Lisa sale dappertutto, perché si fida tanto della Mirella, è vero Lisa, e la Mirella ti accompagna. Ecco qua, sei contenta? Ti piace? Certo. Guarda tuo papà che ti sta riprendendo. Ciao papi! E andiamo all'arrivo. E siamo all'arrivo con Lisa che per la prima volta è salita, ma non sarà la prima volta, vero Lisa? Bene, sono contenta. Ascolta quello che ti dice adesso. Aspetta, tieni le mani qui. Togli i piedi dalle staffe, anche l'altro. L'hai tolto? Bravissima. Adesso ti pieghi un po' in avanti come se volessi appoggiarti qua. Come abbracciare il cavallo, prova, ecco, prova. E questa gamba passa dietro di te. Questa gamba di qua passa dietro di te e viene dalla mia parte. Brava. Sì. E ti vieni giù. Brava, ce l'hai fatta anche a scendere. Un bel applauso alla nostra Lisa che è riuscita a salire e a scendere dal cavallo. Eccola qua. È giusto, è giusto. Ah, brava, veramente brava. Ti è piaciuto davvero? Sì. Hai visto? È piccolino. Allora, perché vi ho fatto vedere questi servizi? Perché questa mattina partiamo con le fragilità, con queste fragilità che fortunatamente, dopo anni che spingiamo, specialmente noi, questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Media Nord-Est, sulle fragilità, si sono accorti che esistono. Si sono accorti che lo sport fa bene, ma pensa a te. Allora noi dobbiamo continuare a premere su questo acceleratore perché è fondamentale che qualcuno riesca a vedere e a sentire
cosa veramente serve a queste fragilità, a queste famiglie. Io non ho mai visto tante famiglie con i loro bambini domenica all'ippodromo, in questa occasione bellissima del Gran Premio Città di Treviso Franco Fraccari, ma soprattutto Sport Senza Barriere. E siamo partiti con chi? Con Lisa. Perché Lisa? Perché Lisa è una ragazza fragile ma forte, con una famiglia eccezionale, con una mamma guerriera che continua con le sue battaglie per vincere questa guerra e far capire che Lisa deve frequentare la scuola. Ecco, Lisa deve fare tutte le cose, anche la quotidianità degli altri ragazzi, ma sta facendo molta fatica. Eccola qua, in presenza la nostra Raffaella Buziol, eccola qua, una mamma importantissima, la voce di Lisa che abbiamo sentito un po' alla volta. Anche Lisa inizia a parlare perché c'è una squadra che le sta vicino, una squadra più che altro anche fatta di persone che non sono magari addetti ai lavori ma che hanno capito la fragilità. Saluto anche Andrea Dan, grazie Andrea Dan, grazie sicurezza stradale per Manuela, perciò anche lui un volto molto noto, anche lui un guerriero che non si ferma mai, anzi bisogna tenere le briglie perché sennò Dan parte, non lo fermi più, però una cosa che dobbiamo dire a Dan che c'è nel pezzo, lui sta cercando di portare avanti anche con l'obbligo dell'airbag nelle moto, una cosa non da poco, poi ci racconterà. E saluto anche Gottardello, buongiorno Damiano Gottardello, vice sindaco, buongiorno vice sindaco, si presenti vice sindaco, dai, si presenti, chi è Damiano Gottardello? Allora, innanzitutto sono un grande ammiratore della Mirella, questo e non ti sto lisciando perché lo facevo già in tempi non sospetti e più va avanti il tuo lavoro più posso dire che sei una risorsa importante per dare voce a chi voce non ne ha. Oggi vedo che stai portando avanti la battaglia sulle fragilità e questo ti rende merito che oltre alle fragilità, oltre alle povertà, le fragilità rappresentano un elemento, come si può dire, di estrema pesantezza per molte famiglie. E qua a volte non è una questione economica, oppure è anche una questione economica, ma soprattutto è una modalità che bisogna portare avanti per creare quelle sensibilità che molto spesso oggi gli stessi enti territoriali spesso non hanno, perché purtroppo si tende a, come si può dire, a considerare questi aspetti come normalità gestionali, invece in realtà la sensibilità è la cura che bisogna avere per aiutare queste persone a fare un percorso di integrazione e soprattutto di normalità nella vita. Io sono vice sindaco di Vigonza, un comune di 24.000 abitanti, è il secondo comune dopo Padova. Ho una serie, vengo da una lunga storia politica, la Mirella lo sa, ormai faccio parte, come si può dire, dei dinosauri, anche se ho sempre questa modalità di essere sempre felice nelle cose che faccio, non essere mai stanco. Di quale corrente, di quale partito? Sono di Fratelli d'Italia. L'amministrazione è un'amministrazione civica centrodestra a Vigonza. Abbiamo un territorio con 7 frazioni, 33 km quadrati, moltissime associazioni, fra cui anche associazioni che si occupano appunto delle fragilità. Fra le mie deleghe ho anche lo sport e una delega che, come si può dire, è assolutamente innovativa in Italia, che è la comunità educante e l'educazione alla poesia. Quando ho presentato questa delega più di qualcuno ha sorriso, ma credo che non bisogna vergognarsi della sensibilità. Oggi i social massificano e ti portano ad avere come esempi positivi i bulli. La sensibilità è quella che ti permette di capire ciò che ti sta attorno e raccogliere chi sta indietro e anche avere una capacità di progettare il futuro. Oggi con l'intelligenza artificiale tutto è, come si può dire, sterile e freddo, mentre la sensibilità ti dà la possibilità di essere creativo e di creare. Allora Gottardello, devo fermarla perché è arrivato il nostro Rinaldo da Venezia, se no mi cade la linea, ma poi la riprendiamo. Allora ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti.
Grazie. Io parlare di un percorso che non dovrebbe essere così difficile. I problemi non steghi da rimane alla politica, perché se metti in mezzo alla politica non viene più risolti. Devo persone come De Mirella. E la politica fa schifo, nel senso si ha interessi dei voti, le robe, si vede sempre, o interessi personali. Ma queste robe qua non è vero niente. E la politica bisogna tirare via. Gli altri si è meglio della politica, perché risolve i problemi. E la politica fa discorsi, assemblee, ma dopo arrivano tanti anni. Sti problemi qua. E cos'era un puteo? Sono da scuola nel 49, Mirella, e ne hanno passati tutti i colori. E persone come le altre, e che c'era anche una volta, ma adesso gli altri sono più intelligenti, perché una volta c'erano gli occhi, non abbiamo studiato per il fatto che l'era che bisognava andare a lavorare subito. Ma è il vostro cuore, ci sono questi problemi qua, ma solo per l'impegno che mettete, dovete riuscire a ottenere qualcosa. Io dovrei darle, come gli dare il cavallo, al succaretto, perché vi ho meritato. Ma Rinaldo, che succaretto ne dà. Grazie Rinaldo, devo correre perché veramente ho tanti ospiti, tante cose da far vedere questa mattina. Ti ringrazio veramente per le parole, Rinaldo, lo so che ci sei molto vicino. Allora Raffaella, abbiamo sentito anche il vice sindaco, abbiamo sentito Rinaldo, hai visto i servizi. Che giornata è stata per te domenica? Ma è stata una giornata dove come sempre su queste giornate, ormai è il terzo anno se non sbaglio, che sono organizzate, c'è un essere insieme agli altri senza farci sentire la differenza. Perché Lisa sa benissimo che non sa parlare, non è in grado di parlare come gli altri, utilizzando la voce. Lei utilizza, per chi non conosce questa situazione, lei non è sorda e muta, quindi ci sente, ha un blocco importante in questa parte, utilizza la lingua dei segni più la voce. La voce esce quando Lisa ha avuto la possibilità di sperimentare come farla uscire, attraverso la lingua dei segni, attraverso le prove, stimolandole in positivo, non mettendogli sempre l'etichetta la disabilità. Quando Lisa è entrata nell'ippodromo, colgo l'occasione per ringraziare anche tutto il team dell'ippodromo che credo abbiano fatto un egregio lavoro. Noi ci siamo sentiti famiglie come gli altri. Lisa, la sorella e il fratello, perché io sono venuta con tutta la mia famiglia. E il marito? E il marito, sì, scusa. No, perché sì, no, perché è proprio bravo Giovanni, Sì, ci sentivamo tranquilli. Lisa, la sorella e il fratello e anche mio marito, ma comunque loro, i miei figli, diciamo, io li porto sempre come primo di riferimento, si spostavano tranquillamente. Lisa ha provato l'emozione del cavallo dicendo prima no, 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 no e poi la magia arriva e addirittura capoeira, cosa che io... per me è stata una grande emozione, è stato bello vedere i suoi occhi felici. E alla sera quando è tornata a casa mi ha detto io non mi sono sentita diversa, io ero uguale a tutti, perché quando noi usciamo abbiamo sempre questa etichetta, no, ci guardano. Noi quando andiamo fuori, in qualsiasi ambiente, scuola, uffici, qualsiasi cosa, l'etichetta non è essere persona, non è chiamarsi per nome. Mirella ci chiama per il nome. Lisa è una persona, in realtà però questa cosa qui spesso per mancanza di informazione e sensibilità, perché nel 2024 non dovrebbe esserci questo, c'è sempre un no, oppure c'è lei ha la disabilità, lei è disabile, lei non ce la fa, in realtà può farcela come gli altri. Infatti abbiamo sentito Raffaella, la dottoressa Alberta Giomo che si occupa proprio di fragilità, l'importanza di partecipare, sono venuti in tanti, avevamo anche l'ULS 2 appunto con le fragilità che sono venuti a visitare, a vedere, a provare e a far vedere anche le cose che fanno all'interno di queste, di queste strutture che non vediamo mai, fanno delle cose incredibilmente belle, poi ve le farò anche vedere meglio
meglio, perché è giusto anche che non siano sempre i soliti. Io capisco che i genitori, Raffaella, gli addetti ai lavori conoscono, ma questo deve essere portato fuori, perché se lasciamo sempre... Non è che le persone devono andare su questi luoghi, sono loro che devono uscire ed esporre anche in manifestazioni importanti quello che fanno. Cosa pensi, Andrea Dantu, che rappresenti una voce importante, Associazione Emanuele Sicurezza Stradale, un altro tema importante, perché quando hai un incidente grave poi diventi fragile, ecco, e se riesci a salvarti e se non riesci a salvarti è una tragedia poi per le famiglie che rimangono, ma soprattutto anche Andrea Dan è qua per portare questa voce importante, perché ci sarà un convegno organizzato dal Comune di Treviso a Piazza Rinaldi il 26 di settembre, dove si parlerà di sicurezza stradale. Ma perché? Perché lui ha premuto tantissimo. Io ho avuto in trasmissione Andrea Dan con il vice sindaco, con l'assessore Andrea De Checchi, ecco, che prima lui si occupava anche di sicurezza stradale, e da questo incontro a Sveglia Veneti è nata l'idea di cercare di capire l'importanza di portare avanti l'airbag obbligatorio per le moto, ma non solo in Italia. Lui si sta muovendo in Europa grazie anche a persone molto importanti, anche a Cristina Guarda, che anche lei è stata in trasmissione. Gli ho detto: guarda che c'è questa possibilità, cerchiamo di portare la sicurezza. Sì che c'è l'airbag nelle tutte, ma costa un sacco di soldi solo per chi ce l'ha, ma se hai sicurezza e può portare del bene, perché no? E perché sì invece. E ci sarà questo convegno sulla sicurezza stradale che adesso Andrea dà in anteprima, perché è organizzato dal Comune, perciò non è che possiamo dire tutto. Diciamo solo che si farà sicurezza stradale, poi sarà il Comune che inviterò a parlare di questo. Prego. Intanto volevo ringraziare, e soprattutto perché domenica è stata una domenica eccezionale lì all'ippodromo, per cui ringrazio tanto per tutto il gruppo, tutte le associazioni, il volontariato, e sono sempre più convinto che questa è la strada giusta. Questa è anche delle esperienze che dobbiamo portare avanti anche ai giovani, perché è giusto portarli avanti sull'associazionismo, è giusto portarli avanti sul volontariato. Io volevo oggi un piccolo pensiero alla famiglia, un piccolo ricordo di Marica, che alcuni mesi fa è mancata su quella bretella A28, che io avevo fatto un esposto, che avevo fatto una querela nei confronti dei due comuni, Sanfior, Goldega e più anche ex Autovie Venete. Adesso mi scuso anche di questo, però posso dire che è una piccola battaglia, ma la battaglia è stata vinta. Quell'incrocio lì è stato messo in sicurezza. Questi tre enti, tanto per dire, hanno preso una ferrea posizione e non c'è più possibilità di andare dritti in questa bretella. C'è l'obbligo di andare a destra, per cui ultimamente tante persone non fanno più uso di quell'incrocio pericoloso, perché prolungare, andare a una rotatoria, eccetera, eccetera, però la vedevo, tanto per dire, un punto molto molto critico. Fermo Andrea Dampo, che dobbiamo andare assolutamente in pubblicità. Dal nostro Damiano Gottardello, vice sindaco di Vigonza. Ecco, dopo aver sentito anche lei, Gottardello, se può dare una mano anche in Europa, perché è là che ce la giochiamo tutti. Ecco, per questo airbag obbligatorio nelle motociclette penso sia una cosa che Andrea Dan ha proposto, importantissima. Ecco, lo fa per tutta la comunità, non solo per noi, cioè l'importanza di andare nelle cose giuste. Cosa dice Gottardello? Come vede questa proposta che sta facendo Andrea Dan? La vedo come un ulteriore passo verso come si può dire, un aiuto alle famiglie. Può sembrare un paradosso, ma è meglio, come si può dire, pensare di aver fatto l'impossibile piuttosto di dire abbiamo fatto il possibile e dopodiché c'è l'incidente e viene a mancare un ragazzo magari di 20 anni, 18 anni. Sono quelle cose che purtroppo adesso, detta così, può sembrare qualcosa di superficiale, inutile, un qualcosa in più, ma io ricordo quando ero giovane non esistevano i caschi sulle moto e è stato, come si può dire, un percorso di
formazione. E anche qua credo, al di là dell'aspetto obbligatorio, credo sia indispensabile, perché al di là del fatto che si faccia la legge, bisogna creare l'educazione all'uso degli strumenti della sicurezza. È una forma, come si può dire, anche di sostegno alle famiglie in diretta, perché piuttosto di piangere una persona morta è meglio, come si può dire, creare quelle situazioni magari noiose a scuola, perché questa è la verità, ma che ti permettono di capire quanto è importante usare determinati strumenti. Allora, Gottardello, andiamo a sentire proprio questa mamma che era all'ippodromo, che fa parte di associazioni, abbracciano le associazioni che abbiamo creato assieme a queste persone che vedete, ed è Barbara Vedelago, dove questa mamma ha perso questo figlio in motorino, era alla sua destra, andava piano e purtroppo è stato ucciso, e pensate voi, da un poliziotto, purtroppo. Ecco, ed è questa mamma che non si dà pace, che non trova giustizia. Andiamo a sentire cosa dice, così anche sentiamo Andrea Dan. Barbara Vedelago, sicurezza stradale. Siamo con Barbara Vedelago, è qui come associazione, abbracciano le associazioni. Ecco, cosa hai visto questa giornata? È la terza edizione che facciamo, sempre presente, per far capire l'importanza anche della sicurezza nelle strade. Tu hai perso un adorato figlio, hai visto qualche passo in avanti? C'è qualcosa che vedi che si muove, o secondo te è tutto fermo per la sicurezza stradale, anche per le strade, per questi motociclisti, automobilisti, pedoni, ciclisti? Secondo il mio punto di vista è tutto fermo. Infatti continuiamo a vedere sempre morti sulle strade, e non solo per disattenzione, ma sempre in guida in stato di ebbrezza. Si cerca sì di fare qualcosa, ma non si arriva mai veramente a risolvere il problema. Il problema o è talmente insormontabile o non c'è abbastanza, bisogna cambiare forse cultura, la nostra cultura sul fatto del bere, sul fatto di avere la consapevolezza di dire: può toccare anche a me, può succedere anche a me. Secondo te l'opinione pubblica si può sensibilizzare anche con queste manifestazioni? Certo, ma bisognerebbe partecipare, avere la voglia di partecipare, perché è più semplice stare davanti al divano, guardare Netflix, secondo me. Oggi hai visto partecipazione, c'era tanta gente, c'erano tante famiglie. Secondo te il problema della sicurezza è sentita? Solo a chi tocca, purtroppo io penso questo, solo a chi tocca, perché qua sì, ho visto tante famiglie, tanta gente, tutti che si divertono con lo sport, che iniziano ad abbracciare altri sport diversi magari da quelli che sono abituati a fare, ma per quanto riguarda la sicurezza secondo me solo chi tocca. Può capire veramente l'importanza di questa parola. Ascolta Barbara, cosa vorresti dire anche a queste mamme che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi hanno perso i loro figli, le loro figlie? È un dolore che non passerà mai. Cosa vuoi dire a questi genitori? Perché è anche duro andare avanti, però la vita continua. Tu hai un altro figlio? Sì, la vita continua. Ho un altro figlio. Aggrappatevi a chi c'è vicino a voi, a chi vi rimane. Non c'è altro. Non aspettatevi niente da nessuno e aggrappatevi a chi vi è rimasto. Vivete giorno per giorno con amore nel ricordo del vostro caro. Di più non si può fare. Grazie veramente Barbara, veramente grazie di essere qui con noi e buon divertimento, se si può dire, però il divertimento è anche e soprattutto informare e fare partecipazione. Grazie a voi, buonasera. Allora, Damiano Gottardello, ho sentito questa mamma che rappresenta diverse mamme, ecco, una mamma che sta cercando anche lei di dare un contributo nonostante questo dolore. Pensi, Gottardello, che ogni volta che loro aprono questo banner esce la foto del figlio, le foto del figlio per loro è una tragedia, eppure cercano di dare un contributo proprio per la sicurezza stradale. Prego, Gottardello. Allora, qualche anno fa da assessore ho portato a Vigonza la testimonianza di un operatore che operava sulle strade dopo gli incidenti. E la frase che stava sotto a questa iniziativa era: tu per il mondo sei qualcuno, ma per qualcuno sei l'intero mondo. In questo caso qua parliamo della madre, il figlio era l'intero mondo per lei.
Quindi sensibilizzare, questo noi l'abbiamo fatto per sensibilizzare i ragazzi a usare gli strumenti di sicurezza, è indispensabile. Dicevo prima, quando ero giovane, un po' di anni fa, il casco non esisteva sulle moto e non esisteva tantomeno sui motorini. Difficile è stato cominciare, anche perché chi si metteva il casco noi lo prendavamo in giro, ecco, tu non sei all'altezza, hai paura. Adesso oggi sono gli stessi ragazzi che la prima cosa che fanno prima di comprare la moto si mettono il casco. Ed è un percorso che è stato fatto. Io credo che è importante sì farla diventare obbligatoria e quindi indispensabile che passi la legge ma poi vediamo cosa è successo con la legge sugli seggiolini a norma per le auto. Nel 90% dei casi il seggiolino, siccome costa poco, siccome si passa da un figlio all'altro, siccome sono sempre gli stessi o poco di più che continuano a girare, e poi succede, come è successo qualche mese fa, che si legge che l'ennesimo genitore si è dimenticato il figlio sotto il sole in macchina. Questo perché? Perché purtroppo oggi, al di là dell'obbligatorietà, è l'educazione che ti porta a ricercare gli strumenti per la tutela, e questo passa attraverso le famiglie e attraverso l'educazione nelle scuole da parte dei cittadini, delle attività. Però Gottardello, facciamo anche un passo indietro. È vero quello che dice, perché poi succedono, però sono pochi rispetto a quelli invece che cercano invece di fare il proprio dovere mettendo in sicurezza questi bambini. Ma il problema è che oltre a sensibilizzare bisogna fare prevenzione, ma in maniera concreta, perché è inutile che tu mi metti i monopattini e che scorazzavano a destra, a sinistra senza nessuna sicurezza e poi ti accorgi che è pericoloso. Ma perché prima non ti eri accorto che il monopattino era pericoloso? Cioè abbiamo dovuto andare a vederli sulle strade, reclamare, far capire che non si poteva continuare così, per capire che ci vuole il casco, ci vuole un gilet rifrangente, non devi correre con una certa velocità, non devi andare in strade trafficate. Ma poi nonostante questo non è successo niente, perché li vediamo per la strada. Andrea Dan. No, io qua tiro le orecchie subito, urgentemente ai nostri legislatori, ai nostri politici, a Roma, ai nostri parlamentari. Abbiamo il nuovo codice della strada che ha un iter spaventosissimo, alle calende greche. I monopattini sono stati fatti ancora con la vecchia legislazione, c'è un nuovo codice della strada che è molto restrittivo sull'uso del monopattino e c'è l'8ª Commissione del Senato che tra emendamenti, controemendamenti sta impantanando, scusatemi diciamo questa volgarità, il nuovo codice stradale. Io chiedo al vice sindaco se può essere portavoce nei nostri confronti direttamente nella Commissione Trasporti del Senato, perché se andiamo avanti con questi emendamenti significa impantanare il nuovo codice della strada, deve col bicameralismo tornare alla Camera e ancora ci vorranno 2 anni prima di vedere il nuovo codice della strada. Vice Sindaco, lei ci fa una promessa in merito? Assolutamente, guardi, io non sono a Roma, però ho, come si può dire, dei rappresentanti diretti del mio partito e mi impegno a contattarli e fare, come si può dire, quell'azione di sostegno e promozione, perché questo, anche perché è importantissimo che venga attuato il prima possibile. È inutile che ci aggiungiamo tutta una serie di cose che poi alla fine lo prolungheranno. Sono perfettamente d'accordo con lei, anche perché vedo anch'io tutti i giorni tante cose che se nel nuovo codice della strada non le vedremo in giro e avremo un indice di sicurezza molto più elevato, per cui trovo una porta aperta. Per quello che è nel mio potere lo farò. Promessa. Allora sentiamo anche cosa ne pensa anche mamma Raffaella, perché anche lei gira con la macchina, questi ragazzi che crescono, adesso la Veronica fra poco vuole fare la patente, il problema perché abbiamo delle strade indecenti, perché bisogna anche dire quello che è, una segnaletica che non vi dico, è anni che mi batto per questo, perché non puoi arrivare davanti a una rotonda e trovarti 50 cartei, Treviso è scritto in 4 parti, ma qua è giusta, cioè te fa qui è giusta e più
lunga di quella... Cioè, capite che non siamo proprio così stupidi come qualcuno pensa, ma questi burocrati, cioè anche loro ce la mettono tutta per far confusione, o sbaglio Raffaella? Com'è la situazione e la paura anche per questi ragazzi che poi sì la patente ma è un bel problema, Concordo, nel senso che io supporterò proprio con tutta me stessa, con tutta quella che è la mia determinazione e forza, tutte le iniziative che Andrea Dan con la sua associazione, con la voce di Lisa e con tante le altre associazioni che fanno parte del gruppo, associazioni che abbracciano associazioni, questa iniziativa. Io non mi sento distante da lui, anzi tutt'altro. Sono una mamma che ha una figlia che sta benissimo e a novembre, fine novembre farà 18 anni, quindi si innesca tutto quel meccanismo patente perché la moto sì, la moto no, perché la macchina sì, la macchina no. Io dico sempre a mia figlia, si fa la patente ed è una cosa bellissima, utilissima, però c'è la responsabilità per la tua vita e per quella degli altri. E spesso io ho anche, passatemi il termine, la realtà di sua sorella, che è la seconda, dove abbiamo appunto questo mutismo, utilizziamo la lingua dei segni ma ci sentiamo, si chiama disprasia, significa che non è un'alterazione genetica, è cromosomica. Io lo ridico sempre a mia figlia ogni giorno quando esce, gli dico basta un airbag non pensato, una moto dove tu cadi e sbatti la testa e potresti trovarti in qualsiasi momento nella situazione di tua sorella. Quanta grinta e quanta forza, quanta stanchezza in tutta questa cosa tua sorella ci sta mettendo per arrivare a piccoli risultati che sono dei grandi risultati. Guardate che l'iniziativa di Dan per me è molto importante come mamma, perché si può perdere la capacità di parlare e di pensare con una botta nella testa, banale. Sentiamo Gottardello, devo correre perché le cose sono tante, come commenta questa mamma che dice e che rappresenta altre mamme, anche mamme che stanno guardando, ecco dobbiamo andare avanti, dobbiamo agire, perché se facciamo la legge, codice della sicurezza stradale, ma dopo rimane fermo, prego Gottardello. Ma, guardi, io credo che la parte più importante nella prevenzione la fanno le famiglie. Può sembrare sciocco dire stai attento quando esci da casa, ma è quella modalità con cui una madre o un padre dicono al figlio o alla figlia guarda che tu sei importante e se succede qualcosa alla fine non succede a te, succede solo a te, succede anche a noi, questa è la verità. Allora, di fronte a questo, il discorso che facevo prima, un altro tassello lo mette chi nelle scuole fa educazione, perché l'educazione passa attraverso la famiglia, che è il primo punto, ma soprattutto attraverso la scuola. E qua ci sono gli insegnanti, ci sono gli enti pubblici che collaborano con la scuola, è un percorso di formazione e di responsabilità che viene, come si può dire, costruito giorno dopo giorno, momento dopo momento. Poi quella parte politica che ha sdoganato i monopattini, che sono quella peste che oggi alla fine sbuca in qualsiasi momento ed è il terrore per qualsiasi persona che va via in macchina, se avesse fatto invece che un contributo per comprare i monopattini, un contributo per comprare gli airbag per le moto, probabilmente avrebbe fatto una grande cosa e avremmo sicuramente avuto un ritorno per quanto riguarda il sostegno alle famiglie più di quello che oggi noi Gottardello, secondo me so che Raffaella voleva intervenire prima, prego. Volevo chiedere, dire, proporre, ma secondo lei, nella sua esperienza, se le mamme, come le mamme che ci sono nella nostra associazione, ma potrei essere anch'io come rappresentazione, come Dan per la sua esperienza, saressimo disponibili a far capire, perché per me è stato molto importante questo gruppo di associazioni con le altre mamme,
Le spiego, mia figlia non si rendeva conto prima di quando io gli dico stai attenta quando esci, che cosa può succedere. Vedendo queste mamme, vedendo anche il mio figlio di 7 anni. I convegni che abbiamo fatto. Esatto, partecipando, io li ho sempre portate, anche mio figlio di 7 anni, che poi uno pensa magari non sente, è stato molto d'aiuto. Potrebbe essere un'idea per aiutare altre che non succeda più? Veloce Damiano Gottardello, perché poi la salutiamo e andiamo in pubblicità. Sì. Guardi, assolutamente sì. La persona che noi abbiamo invitato qualche anno fa, si chiama Hammer, è responsabile degli interventi sugli incidenti stradali, e le posso dire, abbiamo invitato le scuole, abbiamo invitato le famiglie, e chi è uscito, cioè ne è uscito con, come si può dire, una presa di coscienza di cosa può succedere se usi il telefonino alla guida, perché alla fine erano messaggi forti, cioè nel senso, forti vuol dire che c'erano le fotografie, non dico delle persone morte, ma di cosa succedeva un attimo prima, cosa stava scrivendo sul telefonino, e un attimo dopo hanno fatto vedere la fotografia della macchina o della moto che si è schiantata. E io credo che è una modalità, qualcuno ha detto sono immagini troppo forti, sì, è meglio avere uno scuotimento, come si può dire, importante, piuttosto che avere un incidente mortale. E qua credo sia importante andare avanti su quello che è il percorso. Scusa Gottardello, velocissima, ma come immagini molto forti? Perché loro quando filmano cosa filmano? Il fiore che spunta? Certi ragazzi, non so, tutti. Mirella, attenzione alle immagini forti, ma loro cosa fanno? Cosa cercano? Quelli che vogliono cercare le immagini forti? Prego, bisogna spiegarle alle famiglie, perché molto spesso sono le mamme che dicono ma si può far vedere queste cose ai bambini, poi i ragazzi sui social ci scaricano delle cose incredibili. Allora anche qua bisogna essere meno, come si può dire, ottusi, cioè nel senso che se c'è un percorso di un certo tipo, non dico boicottare, prendere diciamo tutto per oro colato, ma neanche boicottarlo, insomma, poi c'è il diritto di critica, ma se si fa qualcosa lo si fa per creare quella sensibilizzazione perché non succedano cose più gravi. Allora Gottardello, come ci saluta e cosa dice a questi genitori? Guardate che veramente ci mettono la faccia, cercano di dare dei contributi, sono veramente bravi, ma veramente perché credono nel benessere della comunità. Veloce che andiamo in chiusura. Allora guardi, io per quanto mi riguarda, adesso cogliendo la proposta del suo ospite, farò a Roma un'azione di interessamento alla Commissione. Poi per quanto riguarda, io credo che sia importante che continuino a fare quello che fanno e cercando di coinvolgere e creare tante altre associazioni come quelle che loro rappresentano, perché è una parola importante, è un sostegno importante a un percorso di formazione dei ragazzi. Grazie tantissimo, devo correre questa mattina. Damiano Gottardello, vice sindaco di Vegonza, per essere stato con noi, anche lui cercherà di dare il proprio contributo, l'ha promesso davanti alle telecamere e so che manterrà la promessa. Grazie, buon lavoro Gottardello, pubblicità. Siamo con la vicepresidente Trevisani nel mondo, anche loro con il loro gazebo qui a Sport Senza Barriere all'Ippodromo di Treviso. Presidente, si presenti. Allora, io sono Loretta Pizzato, vicepresidente dell'Associazione Trevisani nel mondo e anche presidente di un'associazione locale, oltretutto di Vazzola. Noi siamo in provincia di Treviso da 50 anni, li abbiamo fatti l'anno scorso, 50 anni, quindi perché è nata nel 1973 l'associazione, per cui siamo qui a questa manifestazione come siamo stati anche nella prima domenica di settembre a Conegliano per far conoscere e divulgare anche l'operato dell'associazione, il perché è nata l'associazione, per tenere i collegamenti e i contatti con i nostri trevisani all'estero. Che sono tanti. Che sono tantissimi, infatti la nostra associazione conta più di 8.000 soci tra Italia e estero, abbiamo associazioni in tutti i continenti e anche molte in provincia di Treviso. Allora una cosa Presidente, io l'ho detta anche al Presidente Franco Conte,
Sì, il Consiglio, ma non sarebbe bello fare un raduno magari qui, visto gli spazi, la capacità anche come parcheggi, di far capire anche che ci sono altre realtà per riunirli anche. Cosa ne pensa, visto avere la fortuna di avere questi spazi? Certo, è un'idea che già ci è venuta, perché avevamo anche pensato, quest'anno invece del Consiglio, di fare anche questa manifestazione che facciamo durante internazionale per accogliere tutti gli emigranti che vengono anche in vacanza, di farla anche in provincia, dove abbiamo la sede presso la provincia, perché anche lì ci sono degli spazi come qua naturalmente, ma è un'idea che è in cantiere e non è detto che non venga anche accolta e fatta. Il Consiglio ha sempre il suo perché, ed è perché è nel periodo estivo e quindi in estate, e quindi richiama la montagna eccetera, però l'idea è di fare comunque anche un raduno anche qui in provincia, anche a Treviso provincia. Sì, visto gli spazi che abbiamo, io penso di avere un ippodromo a disposizione con spazi, parcheggi che non intasano i centri storici, perché c'è anche il problema dell'intasamento, sia una buona, però naturalmente sa voi decidere, gli spazi ci sono. Terremo presente anche di questo e comunque è un'idea che già avevamo in Fa piacere, ecco. grazie molte. Grazie. Per fortuna che sei d'accordo il vicepresidente e il presidente. Ho parlato con Conte, ha detto invece che nessuno ne aveva parlato, può essere un'idea da prendere in considerazione, l'importante è andare avanti e perché no magari a Lignano questo bellissimo Trevisani nel mondo, e saluto anche Massimo Brini, vediamo se è collegato Massimo Brini. E vedo invece Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Grazie De Zotti, perché non a Jesolo allora, visto che Brini non lo vedo, perché non a Jesolo? Mi sarà anche bello il Consiglio, ma se 30 anni che va sul Consiglio, scomodo da morire, per carità, sarà anche estate bella, ma se abbiamo anche a cambiare, ma ne ha sempre minessa, non so, cosa dice sindaco De Zotti, l'idea di portare i trevisani nel mondo in giro, nel nostro mondo che è bellissimo e può ospitare tante realtà, prego. Buongiorno Mirella, buongiorno a chi ci segue da casa. Jesolo è la spiaggia dei trevisani per eccellenza, quindi penso che anche questa iniziativa che si rivolge ai trevisani che sono andati in giro per il mondo possa tranquillamente svolgersi anche a Jesolo, quindi come sempre quando c'è da organizzare qualche evento, qualche manifestazione, noi siamo a disposizione, ecco. Sentiamo se è collegato anche Massimo Brini. Niente, ancora no, ma c'è, adesso lo sentiremo. Allora sindaco, com'è andata quest'estate? Riusciamo a tirare un po' le somme di quello che è successo? So che ha tenuto molto a bada questa movida sfrenata che stava prendendo forse troppo spazio. Lei è stato molto fermo, ha usato il pugno di ferro e si sono visti anche i risultati, che non è possibile che la gente in vacanza abbia paura di uscire o di passeggiare. Ecco, come sono questi giovani? Sindaco, ci parlava prima con Andrea D'Anche di sicurezza stradale, ecco che poi veramente con questo alcol che gira a Iosa non è così facile. Cosa ha visto? C'è una presa di coscienza? Qualcosa si sta facendo? Sindaco De Zotti, cosa dice? Allora, intanto diciamo che l'estate 2024 è stata un'ottima estate a livello numerico, i dati sulle presenze che abbiamo, messi assieme con i dati dell'imposta di soggiorno e altre fonti che abbiamo, ci dicono un'estate che ripete il 2023 o addirittura lo supererà, e il 2023 è stato un anno da record. La città di Jesolo è un posto assolutamente sicuro, ovviamente come tutti i posti che si trasformano in vere e proprie grandi città, perché contiamo che Jesolo nei periodi di picco ospita dalle 180 alle 200.000 persone, quindi ci trasformiamo in una Mestre, in una Padova, in una Treviso, e per un fatto puramente numerico trasportiamo qui una parte dei problemi che vediamo nelle grandi città. Quest'estate abbiamo visto la risalita di un fenomeno che nel 2023 invece era un po' più attenuato, che è quello della mala movida, quindi la presenza di una parte di giovani, perché poi non vorrei che il messaggio fosse sempre quello un po' qualunquista, che i giovani sono tutti uguali, non è assolutamente così, però esiste una parte di giovani, in parte anche figli di generazioni arrivate in Italia appunto nei decenni scorsi, che manifestano una generale difficoltà nei confronti delle regole, del rispetto degli altri,
un'inclinazione a diciamo, non gestire le proprie emozioni, quindi a trasformare in violenza spesso gratuita. Questo è un po' il quadro. Ovviamente una parte delle soluzioni le possiamo fare noi come amministrazioni comunali, abbiamo una serie di ordinanze, di norme regolamentari sul tema degli schiamazzi, sul tema del consumo di alcol in suolo pubblico. Abbiamo avviato una serie di controlli molto capillari nelle attività economiche per fronteggiare la somministrazione di alcol ai minori. Ecco, tutte queste sono cose che possiamo fare noi e dalle quali non ci tiriamo indietro, ci assumiamo la responsabilità e che portano dei risultati concreti. Però esiste una parte di problemi che non sono risolvibili da noi. Io ad esempio quest'estate ho avanzato una proposta pubblica, l'ho anche girata ad alcuni parlamentari sperando che possa un giorno o l'altro trovare anche una proposta legislativa, perché abbiamo bisogno che le punizioni che vengono date a questi ragazzi siano poi considerate come effettive, quindi possano trasformarsi in un vero e proprio danno, permettetemi la parola, ai ragazzi, perché se io ad esempio accompagno il DASPO, che è un provvedimento molto usato nei confronti di questo tipo di situazioni, lo accompagno con ad esempio un obbligo di dimora o di firma rafforzato a casa il sabato sera, impedisco che il ragazzo che fa casino a Jesolo mi torni nella mia città, ma soprattutto gli sto creando un danno sensibile, perché se non può andare al mare a far casino, probabilmente la prossima volta prima di fare un fatto simile ci penserà. Ecco, noi abbiamo bisogno di provvedimenti normativi che rendano più effettive le sanzioni nei confronti di questi ragazzi, perché sennò il rischio è che noi facciamo una marea di sanzioni amministrative, una marea di DASPO, ma poi il risultato concreto, ovvero quello di allontanare dai luoghi della movida queste persone, poi non c'è. Allora saluto anche Massimo Brini che si è collegato con noi, consigliere con delega al turismo di Lignano Sabbia d'Oro. Buongiorno Massimo Brini, abbiamo anche il sindaco di Jesolo Christopher De Zotti, abbiamo due genitori che rappresentano due associazioni per la sicurezza stradale, sono un genitore che ha perso la figlia, che è Andrea Dan, che sta cercando di portare avanti a livello europeo l'airbag obbligatorio nelle motociclette. Ecco, glielo dico perché so che Lignano anche ultimamente ha fatto proprio delle manifestazioni proprio importantissime con le motociclette. Abbiamo un'altra mamma invece che sta portando avanti le fragilità. Allora, com'è la situazione, Brini? Ormai settembre sta finendo, fa freddo a Lignano? Fa freddino purtroppo. Intanto un saluto a te Mirella, Christopher, ai tuoi ospiti e anche ai telespettatori. E naturalmente tutto quello che ha detto il sindaco di Jesolo lo condividiamo come località, perché abbiamo le stesse problematiche, un po' più ridotte, però diciamo che il problema della non punibilità o comunque dell'impunità dei ragazzi che commettono violazioni, che commettono anche qualcosa di non buono, questo fa sì che continuano a maramaldeggiare nella località. Fortunatamente qua la situazione è un po' meglio, ma non è che Malcomune è mezzo gaudio, o non è che se una città sta peggio noi siamo contenti. Vorremmo che tutti potessimo amministrare tranquillamente. Facciamo parte insieme a Jesolo del G20 spiagge, dove ci sono le 20 spiagge che hanno il numero di turisti maggiore in Italia, e vorremmo amministrare in tutta tranquillità e tenere le nostre località a posto. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, e naturalmente nelle manifestazioni che noi facciamo delle bikers, ne abbiamo una a maggio, una a settembre, non succede niente, perché i motociclisti, tra virgolette, quelli seri, non corrono, o se corrono stanno attenti e girano con le protezioni. L'idea dell'airbag obbligatorio non è sbagliata, diciamo che in città potrebbe non essere obbligatorio, ma uscendo fuori dalle città dove anche aumenta la velocità,
credo che sia una buona idea, detto da uno che è comunque a due moto e io dico sempre in moto. Esatto, ecco, per questo mi interessava. Andrea Dan, come commenta le parole di Massimo Brini e anche del sindaco di Jesolo? Prego. Solamente le ultime informazioni, anche ieri a Lecce un cinquantenne, un centauro è mancato, tanto per dire, con la moto. Un ravennese a Ravenna, un altro è mancato Luca, 32 anni, di Brescia. Abbiamo un incidente sempre in moto a Vicenza con un centauro in rianimazione. E che dico io? Io volevo cogliere anche questa occasione, visto che mi è stata data l'occasione. Noi stiamo abbozzando la prima mozione, la prima proposta che verrà presentata poi pubblicamente al convegno del 27 questo settembre, direttamente, diciamo, a Palazzo Rinaldi a Treviso, e poi la vorremmo proporre, se ben accettata, al prossimo ordine del giorno del Comune di Treviso, che è del 30 del giorno. Se votata con voto unanime dal Consiglio Comunale di Treviso, poi sarà di mia premura, sentendo alcuni europarlamentari sia italiani che francesi, per poter poi consegnare direttamente a mano alla Presidente dell'Europa, von der Leyen, proprio perché vogliamo che questo quanto prima salvare un unico motociclista. Abbiamo risolto il nostro, diciamo, obiettivo. Io volevo cogliere l'occasione, dato che ho il sindaco di Jesolo, dato che ho un consigliere di Lignano, perché non forniamo un binomio tra le due grandi città balneari e anche loro nel prossimo ordine del giorno mettono, diciamo, in calendario questa mozione da portare in Europa per l'obbligo degli bag motociclisti? Fermo, Dano, sentiamo cosa ne pensa il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, e vediamo che le immagini di Jesolo, grazie alla regia. Prego, sindaco. Mandateci quanto prima alla segreteria del sindaco una mail con il testo della mozione e vediamo di portarla in consiglio comunale, come abbiamo fatto recentemente con un'altra mozione che è stata firmata e votata all'unanimità da tutti i gruppi politici, proprio per esprimere quanto su questi temi non ci può essere divisione alcuna, che era appunto votata a impegnare ancora di più la giunta comunale, l'amministrazione della città nelle promozione delle politiche di sicurezza stradale e di educazione alla sicurezza stradale, sul quale noi stiamo facendo un lavoro da tanti anni. Siamo nelle scuole con la nostra polizia locale con dei percorsi di educazione alla sicurezza stradale, siamo con l'associazione Vigili Urbani che durante l'estate sulle piazze organizza degli eventi appunto di promozione, contando anche sulla possibilità di trovare decine di migliaia, centinaia di migliaia di turisti, quindi di aumentare la massa delle persone coinvolte. Lo facciamo con la parte anche preventiva e repressiva, perché proprio quest'anno abbiamo avviato in maniera sperimentale 5 domeniche di anticipo dell'orario di servizio dei vigili, quindi invece che montare in servizio alle 7 montavano in servizio alle 5 per fare dei controlli mirati appunto sui temi della guida in stato di ebbrezza e quant'altro. Ecco, siamo molto attivi. Recentemente, proprio la settimana scorsa, abbiamo avviato per la prima volta in Veneto un'attività dell'associazione On The Road che permette a dei ragazzi giovanissimi di montare fisicamente in pattuglia con la polizia locale per andare a diciamo, fare tutte le attività che fa la polizia locale, dal rilievo degli incidenti stradali ai posti di blocco a tutte le altre attività. Bella questa iniziativa, complimenti sindaco, molto bella questa iniziativa, bella nel senso importante, efficace, concreta. Abbiamo coinvolto 6 ragazzi dai 16 ai 19 anni e per la prima volta in Veneto è stata fatta questa iniziativa, e l'auspicio è quello che a loro resti qualcosa di concreto, perché non c'è nulla di meglio che vivere direttamente le emozioni, ma poi possono essere dei ragazzi che fanno da passaparola, quindi raccontino agli altri ragazzi. Dobbiamo dire, questa cosa diciamo è un dato di fatto, che soprattutto nei giovanissimi c'è un'attenzione crescente rispetto alle buone pratiche, ad esempio il guidatore designato, quindi una persona che diciamo rispetto agli altri non beva e stia attento a portare tutti a casa,
anche se, questo è il messaggio che comunque va dato, non basta essere in condizioni sobrie per portare a zero il rischio di incidentalità stradale, perché ad esempio ci sono gli altri che sono un elemento, ma ci può essere l'elemento stanchezza, quindi ci vuole una grande attenzione alla vita e tutte le attività di sensibilizzazione ma anche di prevenzione, quindi in questo caso anche portare avanti una buona prassi come quella dell'airbag nei motocicli, la condividiamo e la sosteniamo, quindi se ci viene mandato un testo non c'è problema a portarlo in consiglio comunale. Allora adesso andiamo a vedere proprio il circuito di Lignano con i crossabili, andiamo a vedere e poi commentiamo. They call me crazy cause I'm facing all my giants. They try to scare me into thinking I can fight it. They tell me I should never even think of trying. But that's just me, I'm gonna live out in defiance. Amici, si ricomincia stagione 2022, siamo carichi, siamo a Lignano Circuit e oggi saremo in 20 ragazzi paraplegici che girano con i go-kart insieme alla federazione. Crossabili, yo! Yo 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 yo, si parte, si vola. Now's our time and we won't hesitate to come. È il nostro Mattia Cattapan, presidente dei Crossabili, questo uomo volante, nonostante questo incidente molto grave, perché lui si muove appunto con dei mezzi diversamente agili, ecco, ed è veramente l'uomo volante, lo chiamo io. Allora, Brini, com'è la situazione? Anche lei è consigliere al turismo. Come si comportano questi turisti quando vengono qui da noi? Perché qualcuno dice da loro si comportano benissimo, rispettano tutte le regole. Quando vengono qui, insomma, mica tanto. È vero o non è vero? Cosa ci dice Brini? Voce? Non si comportano come si comportano a casa, per il resto diciamo non siamo male. E vorrei ritornare un momentino alla mozione, perché se appunto viene anche inviata allo staff del sindaco gliene parlo e naturalmente credo che non abbiamo problemi a portare questa mozione in consiglio comunale, sperando che poi appunto venga votata all'unanimità, anche perché è un argomento che proprio in questo momento ci tocca particolarmente, perché abbiamo un agente della polizia locale che è stato preso, era in moto con la sua, era fuori servizio, è stato preso di fianco da una macchina e in questo momento è in situazione abbastanza grave in ospedale, quindi siamo particolarmente toccati anche in questo momento dal problema degli incidenti con le moto. E noi siamo vicini veramente a questa persona e alla famiglia, perché è un incidente grave. Prego Brini. Poi per quanto riguarda il modo di comportarsi, ci sono casi sporadici dove c'è qualcuno che purtroppo non si comporta bene come a casa,
però in linea di massima non possiamo lamentarci perché il numero degli incidenti negli ultimi anni specialmente è calato, e adottando alcune soluzioni sul piano del traffico, dove abbiamo istituito dei sensi unici, piste ciclabili, abbiamo rallentato con i rallentatori dossi, abbiamo rallentato un po' il traffico, quindi la situazione è sicuramente molto migliorata. La settimana prossima, il fine settimana prossima, abbiamo una 3 giorni che si chiama Sandy Wheels, dove ci sarà la Polizia di Stato che andrà nelle scuole lignanesi a fare appunto educazione stradale il venerdì e un'educazione anche di portare i turisti ma anche i cittadini a utilizzare sempre più la bicicletta e sempre meno le auto. Proprio chiuderemo anche delle strade, un pezzo della località proprio al traffico veicolare per poterla godere con le biciclette. E ci saranno anche dei campioni tipo Moser e altri campioni che vengono giù in questo fine settimana, che faranno anche da guida dimostrazione anche di come si può andare in bicicletta in maniera tranquilla. Ha fatto bene a dirlo, Brini, perché vedo che tanti comuni hanno messo biciclette dappertutto, ma se devo dire la verità non vedo questo uso così massiccio di biciclette. Siamo molto pigri, forse i turisti meno, ma noi siamo molto pigri, basta 2 gocce di pioggia che si tira fuori subito la macchina. Invece tu vai in Olanda e in altre realtà, loro girano con gli impermeabili, hanno proprio questo abbigliamento da bicicletta che ripara dalla pioggia. Noi 2 gocce, neanche se ti si coperto da niente macchina. Ecco Dan, ecco perché siamo così pigri anche nel muoverci, nel prendere i mezzi di trasporto, perché ho capito che non abbiamo proprio il massimo della continuità e frequenza, però insomma qualcosa si potrebbe fare. Ormai 5 persone in casa, minimo sono 3 macchine minimo. Prego. È sempre una questione di cultura, è sempre una questione di buone abitudini e brutte abitudini. Questo a me ricorda ancora nei lontani anni 2000, sto parlando del 99, 2000, 2001, dove la provincia di Treviso era la prima provincia a livello europeo sull'incidentistica mortale. Toccavamo i 190, 200, 210 morti e c'era che era colpa del platano che tagliava la strada. Non so se ricordate le tragedie delle 4 morti, 4 giovani morti ogni sabato sera. Questa cultura è cambiata. Certo che sta da parte dell'associazionismo, da parte delle varie associazioni portare avanti queste buone abitudini, ma certo che sta anche nel valore anche di una certa acribia, di una certa importanza da parte di tutte le istituzioni, perché loro hanno 3 temi da portare avanti: prevenzione, formazione e repressione. Allora sentiamo anche Raffaella Busioli, ecco, come mamma, questa ragazza che a novembre si cercherà di prendere questa adorata patente, proprio lei, Veronica, non vede l'ora, ma poi altri ragazzi che crescono, il bambino, ecco, questo bambino vivacissimo, ecco, magari vorrà la moto. Ecco, cosa vorresti dire tu, Gabriella, agli amministratori, ai politici, alla gente che veramente dovrebbe intervenire, che è nella stanza dei bottoni, che forse la sicurezza deve essere al primo posto? Assolutamente sì, la sicurezza, perché spesso non ci si rende conto che, come ho sempre detto, se si cade con una moto in corsa oppure si crea un incidente moto e auto, la disperazione è su più famiglie. Quando si perde la vita, la disperazione, come si può vedere nelle mamme nel nostro gruppo, è infinita e non si cancella più, è un dolore incolmabile, sia se c'è una perdita di un figlio, sia nel caso in cui c'è una perdita di un genitore, una mamma, un papà, in particolare quando ci sono bambini. Io sono mamma adottiva, quindi ho insegnato ai miei bambini cosa significa avere una mamma e un papà, perché in qualche modo li hanno persi prima, in un modo o nell'altro comunque hanno dovuto ripartire. Io ho un maschietto di 7 anni, quindi ci sarà sicuramente l'idea moto o macchina,
però ho una figlia che fra circa 2 o 3 mesi farà i 18 anni, quindi come dire, l'obiettivo della patente di spostarsi in autonomia, insomma a 18 anni è una cosa che si è pensato tutti, no, nella vita, però non c'è mai un'informazione che arriva a questi giovani per far capire quanto importante è un airbag, quanto importante è un'iniziativa che sta facendo appunto Danna, quanto importante è avere queste possibilità, ma se l'informazione non arriva da tante parti, se non ci sono tanti eventi che li mettono a vedere questo, loro hanno la giovinezza, la gioventù. L'adrenalina, ecco, il provare l'emozione anche di correre fortissimo, di non rispettare le regole, ben sapendo che sono dentro una bomba che può scoppiare da un momento all'altro, basta la minima disattenzione e succede quel che succede. Giusy, vai Giusy! Giusy? Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Allora Mirella, adesso ti ho detto che si sei in 4, si sei in 3, i gado macchine 3. Ma una volta Mirella che era in fabbriche sui nostri paesi che te andavi a piedi anche in bicicletta, adesso chi che abita magari mettiamo a Roncade, i ga andare a Mestre, i ga andare a Meolo, i ga andare a San Donà a lavorare, bisogna che abbia una macchina Drio. Questo è il discorso, perché ti te vedi anche su ste case chi gasti 2 o 3 fioi, ognuno gasta macchina, bisogna che la gapi, come fai se no? Dai da ciappare a corriera magari che tocca fare. Il gatto capivo che tocca ciappare 2 corriere, uno andare a Treviso, dopo da Treviso da San Donato, di qua o di là. Questo è il discorso. Così siamo ciappati adesso. Questo gatto capivo, Mirella. Vi ringrazio. Grazie Giuse, sentiamo come commenta Christopher De Zotti. Ecco, cosa possiamo fare? Non abbiamo i trasporti adeguati, perché è vero, in molte zone poi dopo le 9 di sera non c'è neanche più la corriera, l'autobus. Noi parliamo di grandi ponti, ma se potessimo parlare noi invece vorremmo altre cose. Prego Sindaco. Ma io penso che ovviamente il pubblico, le pubbliche amministrazioni, le forze di polizia devono continuare a fare il loro dovere istituzionale nella prevenzione e nella repressione. Però una grande parte del lavoro di miglioramento della sicurezza stradale sta a tutti noi come autisti, come persone che usano la strada, perché voglio ricordare che prima di tutto ci siamo noi che guidiamo un veicolo, un motociclo, una bicicletta, quindi il rispetto delle regole basilari che spesso non c'è da parte di tutti noi, perché sappiamo che oggi esistono 1000 distrazioni in auto, i cellulari e tutte queste cose, quindi prima di tutto dobbiamo essere noi e non dare la colpa sempre a un altro rispetto a quello che succede in strada. Come diceva anche il platano attraversa la strada. Sì, appunto, dopo è evidente che ci sono delle situazioni di strade che possono essere poco sicure, eccetera, quindi questo devono fare le amministrazioni comunali e certamente nemmeno noi ci togliamo da questo onere. C'è poi anche che purtroppo sta diventando difficile fare politiche di sicurezza stradale, lo dico pure diciamo aderendo al partito di maggioranza relativa dell'attuale governo. Il decreto Salvini sugli autovelox è stato un danno enorme alle amministrazioni comunali, ma non un danno in termini di incassi, perché ovviamente non credo ci sia nessuno che usa gli autovelox come strumento per fare cassa, ma noi dal 1° di giugno sostanzialmente non possiamo più fare autovelox perché dobbiamo omologarli, perché abbiamo una serie di vincoli, perché se facciamo una sanzione con un autovelox rischiamo un ricorso che viene accolto, e quindi noi da ormai 5 mesi non facciamo più controlli autovelox, che sono controlli fondamentali per garantire il rispetto delle condizioni minime di sicurezza stradale, ma anche tutta diciamo la polemica ideologica che ci sta attorno alle zone 30, perché l'ideologia c'è da una parte e dall'altra. Da una parte c'è l'abuso delle zone 30 da parte di amministrazioni progressiste che pensano che questa sia
la soluzione a tutti i mali, ma dall'altro lato c'è, diciamo, dalla parte opposta, da molte, diciamo, forze politiche vicine al mio pensiero, c'è una prioristica condanna alle zone 30. Le zone 30 sono in determinate situazioni delle scelte che fanno benissimo alla sicurezza stradale, perché portano a una diminuzione della velocità, e con la diminuzione della velocità c'è una diminuzione del rischio di incidenti stradali. Ecco, ci vorrebbe secondo me un po' più di attenzione, di pragmatismo. Ma perché, Sindaco, facciamo così fatica a rispettare le regole? Io delle volte veramente mi arrabbio molto, perché anch'io trovo delle persone che dicono: ma come si fa ad andare a 30 all'ora? I 10 non ne parliamo. E tu inizi a andare intanto e poi ne parliamo. Come non si può andare a 30 all'ora, a 10 all'ora? Ma se ci sono questi cartelli, non sono messi proprio da stupidi, vuol dire che in quel posto c'è una grande pericolosità e devi attenerti a quel cartello. Ma come si fa a dire non si può andare a 30 all'ora? Ma chi è che ha detto i 10 all'ora? Sentiamo cosa ne pensa Massimo Brini. Prego, Brini, lei poi se ne intende poi di questi cartelli, di queste cose, prego. Quando ero assessore alla polizia locale ho messo diverse zone a 30 all'ora, anche perché io ho la convinzione che in una località turistica il traffico deve essere lento. E non solo in una località turistica, ma anche nelle città deve essere più lento, perché purtroppo i motivi di disattenzione sono tanti. Io ho avuto 3 incidenti con la moto, e tutti e 3 causati da autisti di macchine che erano disattenti. Fortunatamente mi è andata bene, e l'unica volta che mi sono fatto male è quando sono caduto a piedi e mi sono rotto una spalla, però è un caso differente. Però quello della disattenzione è il fattore in questo momento, più che non la velocità, il fattore che determina gli incidenti, perché purtroppo chi va in moto deve stare attento non solo a quello che fa lui, ma anche alle macchine se escono dallo stop. Poi ci sono macchine, questo lo noto spesso, che fanno la rotonda senza mettere la freccia, e quindi tu pensi che loro vadano dritti, in realtà ti girano davanti e devi bloccare di colpo. Quindi quello della disattenzione forse è ancora più pericoloso che non quello della velocità. Sentiamo cosa dice Andrea Dan, prego. Sono cambiate le cause, le concause degli incidenti stradali. Ultimamente, dai nostri dati, dai nostri studi, sono 2 le cause che provocano soprattutto gli incidenti stradali. Uno è il cellulare. Il cellulare è quello, anzi, propongo proprio che quanto prima venga, tanto per dire, approvato il nuovo codice della strada, che già subito le forze dell'ordine possono, quando vieni beccato col cellulare, toglierti 8 giorni di patente. Un altro che è sempre difficile anche parlare è l'età di chi è alla guida. Ultimamente abbiamo tanti anziani che in un qualche modo, per disattenzione, in un qualche modo vanno a provocare l'incidente. L'incidente non è dovuto solamente all'alta velocità, ma è dovuto anche alle disattenzioni. Se mettiamo una macchina a 60 all'ora, un'altra macchina a 40 all'ora, poco più dei limiti di 30, e fanno un frontale, è come dire 100 all'ora contro un muro. Sì, però io sarei anche stanca, sentiamo anche cosa ne pensano gli ospiti, di dare anche un po' il cerino ai diversamente giovani, che sono cause di incidenti. Tanto di notte non ci sono perché sono a letto. A una certa ora non li vedi più, e se li vedi, per carità, saranno anche un po' imbranati, ma io anche ieri per poco non ho fatto un frontale con un ragazzo che non ha rispettato proprio nessuna segnaletica, e io li vedo sempre loro. Per carità, trovo anche l'anziano, il diversamente giovane, fermo, immobile, ma non ditemi, non paragonate il problema che può provocare questo che va a 20 all'ora con quel deficiente che corre a 200 all'ora, magari vicino a un asilo, a una scuola, in un centro storico, perché ci sono. Allora andiamoci piano a passare sempre la colpa a queste persone. Io la vedo così, per carità, avranno anche loro problemi, creeranno i problemi,
ma io vorrei vedere queste statistiche, proprio a vedere l'alta velocità, l'anziano al cellulare non esiste, non è neanche a mondo pararlo, scusate se lo dico, ma è inutile, no, perché sarei anche stanca di idee, andiamo a parare dall'altra parte. Cosa ne pensa Sindaco De Zottis? Sì, sono d'accordo, nel senso non possiamo gettare la colpa esclusivamente su determinate categorie. C'è però un tema sul quale però un approfondimento merita, ovvero di quanto noi, diciamo, adulti o diciamo un po' più anziani, quindi che abbiamo la patente da tanti anni e che abbiamo più dimestichezza nella guida, realmente ci ricordiamo tutte le regole di circolazione stradale. Quindi delle iniziative anche pubbliche che facciano sensibilizzazione non solo nei confronti degli studenti delle elementari, delle medie, dei ragazzi di 18-20 anni, ma anche nei confronti degli adulti, secondo me meriterebbe, proprio perché alle volte mostrare come quel secondo che togli lo sguardo dalla strada per guardare la notifica del social piuttosto che il messaggio su WhatsApp, in cosa si può trasformare, quindi in quali possono essere le conseguenze anche irreparabili di questi comportamenti che durano magari anche solo un secondo, secondo me sarebbe utile, perché ripeto, su questo anche i dati che abbiamo noi, che arrivano dalla nostra polizia locale, ce lo confermano, quindi quanto diceva l'ospite in studio, effettivamente una buona parte emergente e crescente dell'incidentalità deriva proprio da una generale disattenzione o un mancato rispetto delle norme di base, quindi mantenere una velocità adeguata al contesto piuttosto che le distanze, mantenere un'attenzione su quello che è il contesto della strada. Queste sono effettivamente le cause sempre più crescenti, perché anche, riagganciandomi a quanto dicevo prima, i controlli che facciamo su il rientro la domenica mattina dalle discoteche portano sicuramente a riscontrare delle persone che guidano sotto stato di ebbrezza o addirittura sotto l'uso di sostanze, però il numero, la percentuale sui controlli è sicuramente diminuita rispetto ad un tempo, quindi la percezione è che ci sia una maggiore consapevolezza rispetto a questo. Forse non c'è la stessa consapevolezza rispetto a quando si guida sobri, quindi senza essere alterati, ma in stato di attenzione non massimale. Sentiamo cosa dice Massimo Brini, prego Brini. Un po' più come te, Mirella, perché dalle statistiche che avevo sugli incidenti venivano causati più che altro da persone che erano distratte dal cellulare, ma l'età andava dai 30, 35 anni ai 50. Oltre i 50 sono molto pochi quelli che fanno gli incidenti da noi, per cui io credo che il fattore distrazione in questo momento sia molto più pericoloso che non quello della velocità. E posso permettermi, Mirella, solo una cosa, perché mi ha chiamato il sindaco di Vignano, gli ho fatto vedere con la videochiamata la trasmissione, mi ha detto di salutarti. Grazie. E quando sei a Vignano, se passi in comune a trovarla, e un saluto a Christopher, perché diciamo ci si incontra sempre a G20 e l'ha visto anche quando parlava lui, quindi porto il saluto del sindaco Laura Giorgi. Grazie, ricambiato. Incidenti, quello che hai detto tu lo trovo veramente molto corretto, perché io sono un caso un po' a parte, che essendo pure anziano, ma esco sempre la sera per motivi anche istituzionali, ma diciamo in giro ce ne sono molti meno la sera, e gli incidenti sono fatti o da ragazzi o quella fascia d'età dei 30 ai 45, i quali li fanno più per distrazione che non per la velocità. Abbiamo Letizia da Vicenza, vai Letizia. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Mirella, io avrei bisogno di un aiuto. Allora Letizia, lascia il tuo numero di telefono che poi vedo appena possibile di richiamarti, così mi spieghi. Io ho lasciato così caso.
Le dà anche, mi scusi, ha lasciato quello di casa. Allora aspetti, non adesso, chiamate il centralino come prima e lasciate i numeri di cellulare o di casa, poi vediamo se riusciamo a capire cosa sta succedendo. A Letizia, vedete l'importanza di avere dei riferimenti che non ci sono, qua lo dico anche al sindaco di Jesolo, ma lo dico anche a Massimo Brini, che lo faccia presente anche al suo sindaco, a tutti i sindaci. Guardate che dobbiamo cambiare il modello dei servizi sociali, così non funziona proprio. Non è possibile che i servizi sociali chiudano il venerdì al pomeriggio, oppure devi trovare la sensibilità del sindaco, l'assessore che si mette a disposizione, ma io non devo essere fortunata a vivere in quella città o in quel paese, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è l'ascolto da parte delle istituzioni, come sono aperti i ristoranti, i bar, gli ospedali, gli hotel il sabato e la domenica. Io penso che i servizi sociali vanno cambiati, poca gente in ufficio e più gente per le case a vedere come stanno queste persone, perché io dopo devo chiamare ogni volta il sindaco, perché chiamo lui. Il sindaco ha chiamato questa persona, si può vedere cosa sta succedendo, è vero o non è vero, perché poi la verità delle volte sta da un'altra parte, però io informo, poi sta a loro decidere, però non è Mirella che deve fare questo e non sarebbe neanche giusto che queste persone, poverette, devono chiamare Sveglia Veneti per far capire che esistano. Ecco, cosa dice sindaco De Zottis? Ma sì, siamo d'accordo su questo, anche noi effettivamente vediamo che alle volte esiste un limite nella nostra efficienza. Va detto anche un'altra cosa, lei lo ha introdotto, premesso che non tutti sono uguali, quindi parliamo sicuramente di situazioni numericamente marginali, però c'è un problema endemico di tutti i servizi sociali dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, ovvero che esiste un nucleo di persone che sono, permettetemi, dei clienti fissi dei nostri uffici politiche e sociali che non hanno molta voglia di darsi da fare e di tirarsi su da situazioni che possono capitare a tutti, e sostanzialmente vivono sapendo che i comuni non lasciano comunque nessuno in mezzo alla strada o comunque nessuno senza un reddito. Ecco, ci sono molte persone che fanno perdere risorse, tempo agli assistenti sociali e anche ingenti somme di denaro quando potrebbero tranquillamente cavarsela da sole. Purtroppo non sempre esistono gli strumenti per dire di no a queste persone, perché poi capita sempre la trasmissione televisiva piuttosto che il giornale, piuttosto che i social network, dove vengono raccontate, come diceva lei, perché giustamente bisogna sempre approfondire i casi, delle verità che sono parziali, e quindi le amministrazioni si trovano col dito puntato di fronte a situazioni che hanno diciamo origini diverse. Ecco, detto questo, ripeto, è una parte marginale ma che sottrae risorse, tempo e competenze agli uffici. È evidente che si cerca di fare il meglio possibile, però di fronte a spending review continue non è facile assicurare presenza. Di certo... Scusi sindaco se la interrompo, ma abbiamo un'altra telefonata, se no mi cade da linea. Sabrina da San Polo di Piave, vai Sabrina. Buongiorno a tutti. Io volevo, allora, visto che c'è il sindaco di Jesolo presente, volevo dire che per quanto riguarda la sicurezza a Jesolo sarebbe utile, visto che turismo ce n'è parecchio ogni anno, che ci mettessero le videocamere sulle varie strade, perché la polizia o carabinieri, chi mette in presenza sulle piazze alla sera, di notte, non sono sufficienti. Purtroppo c'è troppa delinquenza e quest'anno addirittura c'erano danneggiamenti alle auto, l'anno scorso, anche l'anno scorso sì, però quest'anno hanno rotto vetri delle auto, quindi causando problemi enormi alle persone, perché a riparare un'auto graffiata, rotti i vetri, hanno rubato anche gli anni scorsi i volanti delle auto. I soldi si spendono tanti, poi c'è gente che viene a lavorare a fare la stagione
e si ritrova con i mezzi propri danneggiati. Poi ci sono i parcheggi che costano moltissimo e chi lavora in stagione dovrebbero avere un'agevolazione, perché sennò non si trovano personale che lavora, visto che ogni anno c'è sempre il problema che manca personale. Poi per quanto riguarda le strade, la sicurezza delle strade, appunto diamo sempre le colpe alle auto, però purtroppo, come è capitato a me, come è capitato anche a altre persone, c'è gente che ormai è abituata ad attraversare le strisce pedonali in bicicletta e quindi attraversano, appena vedono uno spiraglio di momento di passaggio ti tagliano la strada. L'altro giorno è capitata una cosa anche direi vergognosa, di una mamma in bicicletta con un bambino piccolo e dietro suo figlio in bicicletta e hanno attraversato le strade, la strada pedonale con in sé la bicicletta. Ecco, allora io dico, sì, l'educazione prima di tutto, l'educazione, e per quanto riguarda i cellulari che siano messi un dispositivo, che siano bloccati, che non si possono utilizzare mentre sei in corsa. Le auto che corrono troppo, i dispositivi ci sono, di mettere il limite. Per esempio la mia auto, se io metto il dispositivo che deve rispettare i limiti, esiste già. Quindi bisognerebbe, visto che la gente non è abbastanza cosciente, di mettere i dispositivi, quelli necessari, che si possono far obbligare le persone a rispettare. Grazie Sabrina, molto chiara. Sentiamo come commenta il sindaco De Zotti, visto che è stato chiamato in causa. Ma i temi che sono stati posti sono tanti, cerco di riassumere. Per quanto riguarda la videosorveglianza della nostra città, noi abbiamo un sistema molto strutturato, abbiamo oltre 40 telecamere in giro per la città. A inizio del 2024 abbiamo introdotto la mappatura di tutti i varchi di ingresso e di uscita della nostra città, quindi a tutte le varie vie che portano fuori da Jesolo sono state installate delle telecamere con il sistema Targa System, quindi noi sappiamo esattamente tutti i veicoli che entrano ed escono e sono stati preziosissimi nel fare alcune indagini di polizia giudiziaria o ad esempio nel ricostruire alcuni casi che sono successi quest'anno di persone che si sono date alla fuga dopo aver fatto un incidente, quindi questa è stata una novità recentissima che abbiamo portato avanti come amministrazione e che ha portato risultati enormi. Stiamo per chiudere un progetto con un finanziamento regionale che prevede l'installazione di un software nel sistema della centrale operativa che permetterà la videoanalisi. Cos'è la videoanalisi? In sostanza è un software con l'intelligenza artificiale che permette di riconoscere determinate caratteristiche come ad esempio il colore di una t-shirt piuttosto che il soggetto che indossa uno zaino, per andare in fase successiva alla commissione di un illecito in maniera molto veloce a poter scoprire chi è il responsabile se è passato attraverso le telecamere. Contestualmente andremo a implementare i server della nostra centrale operativa, questo ci permetterà di mettere nuove telecamere in futuro, quindi su questo siamo assolutamente nel pezzo. Non mi risulta nella maniera più assoluta che siano state rubate o sottratte volanti di nessuna forza dell'ordine a Jesolo, quindi questa mi è abbastanza nuova. Per quanto riguarda i parcheggi, i prezzi sono fermi da 15 anni dei parcheggi nella nostra città, addirittura abbiamo delle politiche di sconti, di prezzi particolari sui parcheggi sorvegliati sia per i titolari di attività di impresa sia per i dipendenti, siano essi stagionali o a tempo indeterminato, quindi esiste già quello che viene chiesto dalla signora. Sul tema invece della strada, anch'io credo che bisognerebbe andare verso delle tecnologie che permettano di impedire fisicamente l'utilizzo dei telefoni durante la guida. Mi sento anche però di dire che se è vero che ci sono delle persone in bici o a piedi che non rispettano neanche loro il codice della strada, dall'altro lato questo comporta una maggiore responsabilità da parte di chi utilizza un veicolo, perché è evidente che io non posso mettere la polizia locale a tutti gli incroci, a tutti gli attraversamenti pedonali in contemporanea e controllare i ciclisti che non si comportano bene, quindi questo
deve essere una maggiore responsabilizzazione da parte di noi che guidiamo i veicoli a motore, perché è evidente che la parte, diciamo, debole è il ciclista e il pedone. So che dà fastidio quello che dico, però dobbiamo noi cercare di ridurre il rischio cercando di essere ancora più attenti, quindi se ci approssimiamo a un attraversamento pedonale, come ci è stato insegnato a scuola guida, dobbiamo andare cauti. Allora io vorrei chiedere anche a Massimo Brini, perché io non mi ricordo che ho avuto in studio, ma sicuramente una persona che si occupava proprio e sapeva delle biciclette, che non è vero che non si può attraversare le strisce pedonali in bicicletta, non è vero che devi scendere e poi attraversare in bicicletta, è vero o non è vero, Massimo Brini? Allora bisogna scendere dalla bici e attraversare con la bicicletta in mano, questo secondo il codice della strada, e quindi non pedalando. E naturalmente in molte città, fra cui la nostra, ha fatto gli attraversamenti pedonali rialzati, e in quel caso lì molti lo utilizzano con la bicicletta pedalando, però dovresti smontare e attraversare la strada con la bici tenuta con la mano. Io direi anche, Massimo Brini, io ho avuto la psicologa del traffico ospite 2 o 3 volte e vi dico la verità che è stato molto apprezzato perché ha dato dei consigli, ne abbiamo 2 mi sembra in tutta Italia, cioè non è che ne abbiamo, e veramente quando ho avuto, era ospite assieme ad altri sindaci, ha dato delle informazioni molto importanti. Ma sarebbe il caso di far girare queste, visto che ce l'abbiamo, e capire anche agli amministratori comunali come si devono comportare, che mi ricordo in un paese vicino a Treviso, ecco, era stato deciso di fare le stelline sulle strade, ecco, non dico nome, non dico niente, e non si poteva fare, e la psicologa diceva giustamente ma questa cosa non andava fatta, ma si doveva informare prima di spendere soldi per poi togliere, perché sono stati obbligati a togliere. Ecco, non sarebbe male, cosa dice Brini, di invitare anche queste persone molto preparate a dare anche dei consigli, a cercare anche di coinvolgere le persone facendo dei convegni su cose che riguardano tutta la comunità, che è la sicurezza stradale. Prego Brini. Sì, quando noi facciamo il piano del traffico, adesso abbiamo nello studio il nuovo piano del traffico, poi naturalmente viene fatto, forse più che a tutta la popolazione, lo facciamo alle scuole in modo che i ragazzi poi quando vanno a casa parlano con i genitori e gli incuriosiscono. Ecco, farlo a tutta la popolazione diventa forse un pochettino difficile, anche se magari potrebbe essere fatto, però non abbiamo mai sperimentato questa cosa qua. È importantissimo, noi l'abbiamo avuto in diversi convegni, l'abbiamo invitata, devo dire la verità, erano presenti anche le forze dell'ordine, l'intervento della dottoressa è stato molto apprezzato perché ha detto delle cose importanti che si possono fare anche velocemente senza aspettare dalle leggi che arrivino, che non arrivano mai, il codice della strada, il codice verde, rosso, arancione, ma come dice questa mamma poveretta che abbiamo sentito, rimaniamo sempre fermi. Prego Dan, come commenta le parole che abbiamo sentito delle persone ospiti. Ma è interessante e sono sempre convinto che è cambiata molta anche la cultura istituzionale. Che significa? Che, e vediamo anche i risultati, in provincia di Treviso eravamo negli anni 2000, avevamo 200 vittime e ora sono, ahimè, una vittima è sempre tanta, ma sono crollate a 50, vuol dire avere una riduzione del 75% degli incidenti stradali e questo vuol dire che il risultato è un bel segnale. Certo che serve un passo, ma non un passo che si fermi, un passo continuo, passo per passo può cambiare anche la mentalità per l'utente stradale. Allora, visto che abbiamo parlato di sicurezza, andiamo a sentire questa classifica. Vi porto prima a Trieste, perché Trieste non è tra le città sicure. Andiamo a sentire. Trieste è la 15ª città più pericolosa d'Italia secondo i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore nella speciale classifica. Nell'indice di criminalità il capoluogo giuliano è la prima città del Friuli Venezia Giulia con 9.634 denunce nel 2023, 4.207 ogni 100.000 abitanti e un indice dell'87%. A pesare per la città della Bora sono le denunce per lesioni, 435 in totale, un dato che potrebbe addirittura aumentare nell'anno in corso,
considerato il ripetersi di episodi di risse e accoltellamenti, che la porta al secondo posto su 106 province italiane, la più pericolosa in assoluto è Milano. Rimane invariato ancora una volta l'altro record negativo giuliano, quello relativo alle violenze sessuali, 55 denunce. In salita anche i reati collegati a sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, sesto posto. Trieste si piazza al 12° posto per percosse, 85 denunce, e peggiora anche nel reato di minacce, 19° posto con 333 denunce. Resta nelle prime 6 posizioni in negativo anche per quanto riguarda le frodi informatiche, la droga e le estorsioni. Decima invece per rapine sul territorio. Questi i commenti dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti e di quello comunale Caterina De Gavardo. I numeri sono difficili da interpretare e secondo me contano poco. Difficili da interpretare perché verrebbe anche da dire, come è già stato dimostrato, che Trieste è tradizionalmente una di quelle città dove si denuncia di più e si denuncia tutto. Ma dico che contano poco anche per un altro motivo, che secondo me non sono i numeri che fanno la sicurezza di un territorio, ma è la percezione della sicurezza che fa la sicurezza di un territorio e la vivibilità di un territorio. Quando un cittadino si sente sicuro o insicuro di uscire, non dipende dal numero di reati commessi, ma dalla percezione della paura che ha di uscire la sera, per esempio, di frequentare certe zone della città. Questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che a prescindere da una qualsiasi classifica noi faremo di tutto per aumentare gli sforzi per garantire la sicurezza del cittadino. A Trieste questa è una buona abitudine, le persone denunciano, però questo non è che ci deve consolare. Come ho detto prima, è fondamentale ascoltare le richieste e i segnali del territorio. Noi ci siamo e ce la stiamo mettendo tutta. La sicurezza non è solo una priorità, è un diritto ed è anche una forma di libertà. Ultimi posti nella classifica significa tra le prime 3 città più sicure a livello nazionale, la prima città a livello veneto, quindi sicuramente grande soddisfazione. A parlare la classifica sull'indice di criminalità del Sole 24 Ore, dati del Viminale messi a confronto. Su 106 province Treviso si posiziona al terzultimo posto, seguita solo da Potenza e Oristano. Dobbiamo lavorare anche sulla sicurezza percepita, che molte volte viene minata da quegli episodi che hanno caratterizzato anche la nostra città in queste ultime settimane. Baby gang, aggressioni e omicidi. La città, come l'intera provincia, nell'ultimo anno è stata protagonista di numerosi fatti che hanno tenuto alta l'attenzione sulla sicurezza. Aumentano a livello nazionale reati come rapine, percosse, omicidi e truffe online. Sullo spaccio di sostanze stupefacenti Treviso è 104esima su 106 province. Da un punto di vista dei numeri la nostra città è realmente sicura, però se possiamo continuare a migliorare e alzare l'asticella della sicurezza noi ci siamo, lo vogliamo fare con investimenti, incrementando il personale delle polizie locali, incrementando le tecnologie a disposizione, incrementando anche quella rete di videocamere di sorveglianza che si è rivelata molte volte importante e noi lavoriamo per prevenire. Una classifica che si basa sulle denunce di reati depositati e che a livello nazionale nel 2023 sono tornati a salire dell'1,7% rispetto al periodo pre-Covid. A Treviso circa 20.000 le denunce ogni 100.000 abitanti rispetto alle oltre 230 e 256.000 di Milano e Roma, al primo e secondo posto per indice di criminalità. Le denunce rispetto agli altri anni è in aumento, quindi i miei appelli e gli appelli che continuo a fare di continuare a denunciare gli episodi piccoli o gravi che siano, credo che sia un segnale importante di sensibilità e devo dire che la sinergia tra forze dell'ordine e cittadinanza è fondamentale per vivere in una città realmente sicura. Allora, voi sapete, perché mi sentite quasi tutte le mattine, io non sapevo della classifica, non c'era ancora la statistica del 24 ore che dicevo che Treviso è una città sicura. Perché? Perché lo sento, perché giro molto a tutte le ore, perciò vedete che il messaggio che davo non era sbagliato. La mia città è una città sicura, smettiamola di dire che non è sicura. Per carità, bisogna stare sempre attentissimi, ma da qua a dire che Treviso non è una città sicura o vivibile, ce ne passa. Ci sono delle cose da migliorare, certo che sì, però veramente la classifica parla chiaro. Abbiamo Luciano da Jesolo. Ciao Luciano. Buongiorno signora, saluto lei, i suoi ospiti e il mio primo cittadino naturalmente. Siccome ho sentito prima una signora che si è lamentata, diciamo, del nostro comune, innanzitutto vorrei dire una cosa.
vorrei dire una cosa, il sindaco ne è testimone perché lui come primo cittadino è al corrente più di là. Innanzitutto che non ci siano parcheggi nel comune di Jesolo, questa è una cosa alquanto non veritiera, non vorrei dire falsa, non veritiera, perché se guardiamo proprio durante il periodo estivo i nostri turisti, quelli che vengono, che naturalmente aiutano la nostra economia, anche del nostro comune, quando tutti parcheggiano molto lontano e nessuno sui parcheggi. Vorrei ricordare, e il sindaco nostro lo sa benissimo, in tutti i paesi qui, nostri limitrofi, vai e paghi il parcheggio. Io sono magari come cittadino di Jesolo e avendo una certa età ho magari un vantaggio, avendo la Jesolo Card, ho più di 60 anni, più di 70, abbiamo degli sconti sui parcheggi, però in tutti i paesi si paga il parcheggio. È inutile che si lamenti. E come ha detto il sindaco, non è che il parcheggio qui a Jesolo sia caro, è che purtroppo ai turisti dà fastidio magari pagare, non lo so adesso quanto sia quell'euro, 50, 100, 150 centesimi, allora magari vogliono andare in piazza, in spiaggia, faccio un esempio, in piazza Brescia e parcheggiare in piazza Brescia. Ma ce ne sono tantissimi parcheggi e quasi sempre vuoti. Per quanto riguarda la sicurezza del comune di Jesolo, qui sono d'accordo con il mio sindaco. Non è che quest'anno mi sembra che non siano successe cose gravi, magari come sono successe gli altri anni, ma io da cittadino di Jesolo mi faccio anche una domanda. Ma come mai d'inverno non succede mai niente? Ma non sarà mica colpa dell'amministrazione comunale che magari si adopera poco per la sicurezza del comune? Grazie Luciano, devo correre, purtroppo sei stato chiaro. Che bello sindaco, ha sentito il cittadino che difende il mio sindaco, non è vero che è così. Guardate che sono telefonate importanti per voi. Ecco, però prima di rispondere a Luciano vorrei passare a Massimo Brini, visto che abbiamo visto il servizio Trieste, una città non sicura, poi abbiamo visto invece Treviso, città sicura. Come legge queste classifiche, Brini? Io quando vedevo il servizio pensavo la stessa cosa che poi ho sentito dire sia da Roberti che dall'assessore di Trieste, no? Secondo me il numero delle denunce a Trieste denunciano tutti, mentre in altre località no. Anche perché io che ho l'occasione di andare spesso a Trieste la sento come una città abbastanza sicura. E naturalmente si può tutto migliorare, ma ho sentito dei numeri che mi lasciano veramente perplessi. Non so cosa dire, ma Trieste è una città bellissima, è una città molto importante. Io l'ho vissuta anche spesso di sera, voi perché vado alla Barcolana, voi perché vado ad altre manifestazioni, ma non ho mai visto episodi come quelli mostrati dal servizio, che sicuramente ci sono perché se li hanno inquadrati ci sono, però sì, sono un po' perplesso, ecco. Allora il sindaco De Zotti è stato difeso dal cittadino, mentre Brini è un po' perplesso sulla città di Trieste, i numeri a qualcuno non tornano. Abbiamo Livio da Padova, poi andiamo da Christopher De Zotti. Vai Livio, veloce per cortesia. Sì, buongiorno, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Voglio coinvolgerli tutti in una domanda. Non sarebbe ora che è anni e anni e anni che se ne parla che in tutti i comuni d'Italia venisse adottato il taser, perché sarebbe una sicurezza sia per gli agenti sia per tutti, per noi cittadini. In tutti i comuni devono essere adottato il taser perché c'è troppa delinquenza e questo è un deterrente. Grazie, vi saluto. Grazie Livio, prego sindaco De Zotti. Beh, la polizia locale della città di Jesolo ha il taser proprio da inizio di quest'anno. Siamo stati il primo comune d'Italia non capoluogo e sotto i 100.000 abitanti che ha sfruttato la norma introdotta lo scorso anno al Parlamento, che appunto dava la facoltà alle nostre polizie locali di dotarsi. Quindi abbiamo iniziato, non c'è stato fino adesso bisogno di usarlo e la percezione è che abbia un potere dissuasivo molto molto forte, perché evidentemente
la pistola una qualsiasi forza dell'ordine non la userà praticamente mai, mentre il taser, avendo degli effetti non letali, lo si può usare, quindi spesse volte aiuta a risolvere situazioni complesse. Ringrazio Luciano per la telefonata e lo saluto cordialmente. Non penso che il suo intento fosse di difendere il sindaco, ma fosse un intento di difendere e dire l'orgoglio di essere iesolani, perché è vero, come si diceva, che siamo una città turistica e Dio continui a portare in gloria tutte le persone che vengono a visitare Jesolo, senza le quali siamo quello che siamo, quindi il turismo è fondamentale per noi. Però è evidente che alle volte esiste una parte di turisti che ritiene di dover avere dei servizi senza pagarli. Il prezzo dei parcheggi a Jesolo è un prezzo assolutamente centrali che hanno tassi di occupazione anche nelle domeniche più affollate di Jesolo che non si avvicinano al 100%, quindi questo dovrebbe appunto farci fare delle domande e dare delle risposte. Probabilmente dobbiamo anche implementare la nostra capacità di raccontare ai turisti e agli ospiti che esistono questi parcheggi, che hanno delle tariffe assolutamente concorrenziali e che conviene mettere l'auto in un parcheggio sorvegliato con la videosorveglianza piuttosto che lasciarla a bordo strada, dove magari si rischia anche, come capita in qualsiasi città, che possa capitare qualcosa alla macchina, ecco. Grazie, veramente grazie Sindaco, ormai è passato tutto il tempo con voi. Siamo in chiusura. Raffaella Buzzol, che messaggio vuoi dare questa mattina? Allora, io voglio ringraziare l'unione di questo gruppo delle associazioni Abbracciamo le Associazioni e dare un'informazione, così butto una goccetta in questo grande oceano. Noi come genitori che viviamo realtà diverse, come associazioni che copriamo un po' tutti gli argomenti della vita, ci piacerebbe dare più voce. La mia è un'associazione La Voce di Lisa, quindi in lingua dei segni, e una disabilità che può accadere dopo un incidente, dopo una malattia, dopo tante altre cose, e la voce di genitori, di famiglie e di persone, di cittadini. Perciò ringrazio per l'occasione di Sport Senza Barriere, un altro evento di felicità. Noi ci siamo, come voce dell'associazione di Lisa supporteremo l'iniziativa di Dan, perché appunto è importante. Andrea Dan, veloce sulla chiusura? Un appello diretto lo farei direttamente al Parlamento europeo. Apriteci le porte, Bruxelles, stiamo arrivando. Grazie, grazie. Massimo Brini, come ci saluta? Un saluto a tutti i telespettatori dicendo che a Lignano la stagione continua. Faremo bellissime cose anche per il Natale e comunque a ottobre abbiamo tante manifestazioni sportive, quasi tutte caratterizzate da biciclette e non da motori, per cui la sicurezza anche in questo caso avrà sempre un punto di riferimento, perché faremo qualche convegno ma gestito proprio dagli organizzatori. Sindaco De Zottis, come ci saluta? Un caro saluto, vi auguro un buon autunno, un buon inverno. Saluto Massimo da Lignano e anche la collega sindaca. Ai cittadini di Lignano dico che hanno un'amministrazione veramente molto puntuale, molto presente, e quindi tenetevi ristretti. Che bello, bello. Vedete, ecco l'unione dei sindaci che funziona, ecco questi sindaci che stanno cercando di fare squadra sempre di più per il bene di tutta la comunità. Grazie, grazie ai miei ospiti. Pubblicità.